Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia. Corti dei Sapori nasce circa nel 2014 da un'idea mia di mio papà nel voler creare un punto vendita, dedicarsi alla vendita diretta delle nostre carni. Salumi, è nata l'idea anche di voler fare la nostra pasta. È un punto dove la gente può mangiare sano e mangiare bene. L'azienda è nata negli anni 80 da mio bisnonno. Una volta facevano praticamente il norcino, andava per le famiglie nel periodo invernale e facevano i salami. Mio papà ha voluto trasformare quello che era un allevamento di vacche, trasformarlo in un allevamento di suini. Sono entrato in azienda io e abbiamo voluto dedicarsi alla vendita diretta. Quindi abbiamo iniziato punto vendita, abbiamo iniziato con quello che è anche una parte di ristorazione, abbiamo un nostro e-commerce dove serviamo tutta Italia. Abbiamo un impianto fotovoltaico di 19,9 kg e siamo all'80% autosufficienti. E noi seminiamo il nostro grano, va in un pastificio dove viene lavorato, stiamo facendo spaghetti, paccheri e anche fusilloni. Abbiamo voluto, con i 10 anni di attività, festeggiare con l'apertura di un secondo punto vendita. A Sant'Elena, nel nuovo punto vendita che sarà aperto il 1 giugno, troveremo il reparto di carne fresca, pronto cuoci, una parte di gastronomia. Inoltre troveremo un'esposizione di prodotti locali come la pasta, il riso del Delta del Po, la birra prodotta con il riso e molti altri prodotti locali. Capitani coraggiosi, le aziende e i manager che fanno grande l'Italia.